le droghe dello stupro. Questo l'interessante convegno che si è svolto stamani presso la sede del Consorzio Universitario di Agrigento, organizzato dalla FIDAPA, presieduto dalla dottoressa Carmelina Guarneri. Ha introdotto come relatrice la dottoressa Maria Concetta Rotolo del Centro Nazionale Dipendenza e Doping dell'Istituto Superiore Sanità di Roma. Tra gli interventi anche quello della dottoressa Maria Rita Falca Abramo, primaria del reparto ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Tra le relatrici anche la dottoressa Maria Di Grigoli, referente aziendale Codice Rosa dell'ASP di Agrigento. Allora, oggi sicuramente è interessantissimo, una platea stracolma di giovani, questo mi ha entusiasmata particolarmente, ma si parla purtroppo delle droghe dello stupro, quelle droghe incolori, insapore, che purtroppo vengono assunte inconsapevolmente dalle giovani donne o anche dai ragazzini, perché sono utilizzate anche per la pedopornografia. Sono quelle droghe che ti lasciano in uno stato di coscienza incosciente, quindi molto spesso si è pure partecipativi senza rendersi conto. Sono quelle droghe subdole che praticamente vengono messe in un drink, in una bibita e possono causare sicuramente dei gravissimi danni al nostro organismo. Iniziativa interessantissima, perché oggi l'obiettivo di questo incontro è quello di fare prevenzione primaria, quello di informare e portare a conoscenza ed educare i giovani ad avere il rispetto per la persona e a non commettere quello che è il reato per la violenza della donna. Che risposte arrivano da parte dei giovani? C'è una collaborazione oppure un silenzio? Sicuramente c'è molto interesse in questo momento, c'è molta attenzione, quindi l'argomento è entrato dentro le loro anime, quindi è una cosa che sentono molto vicino a loro. Ecco, voi come istituzione cosa cercate di fare nel quotidiano? Allora, noi come istituzione purtroppo interveniamo spesso già quando il problema è avvenuto, perché gestiamo quella che è la prevenzione secondaria, cioè noi veniamo a contatto con le persone che hanno subito violenza, quindi cerchiamo nel momento in cui veniamo a contatto con la donna di ovviamente curare molto l'aspetto psicologico, cercando di non far sentire giudicata la paziente e di spianare quello che è il percorso per il superamento del trauma, più che fisico, morale, che la paziente può subire, le conseguenze che ne può avere poi a lungo termine. Un dato statistico nella nostra provincia, ce lo può fornire? Ma obiettivamente è inferiore rispetto a quello che realmente è, perché purtroppo esiste ancora molta omertà sulla faccenda, quindi speriamo che con questi incontri ci sia più sensibilizzazione e possano venire fuori i numeri che ci possono aiutare ad attuare un programma di prevenzione efficiente e efficace.